io direi di chiamare sul palco, li abbiamo nominati prima, il sindaco di Castelfranco Veneto, Maria Gomierato. Buonasera sindaco. E il presidente dell'Ascom, Pierluigi Sartorello. Guardate intanto che colpo d'occhio. Io saluto e ringrazio anche il vice sindaco Fiorenzo Vanzetto, l'assessore allo sport e manifestazioni Sergio Campagnaro e il direttore dell'Ascom Fabio Marcolin e il segretario comunale dottor Ivano Cescon, tutte persone insieme a varie altre persone che hanno collaborato all'organizzazione e alla buona riuscita di questo spettacolo insieme a migliaia di persone. Prego sindaco. Buonasera Paolo, buonasera a tutti, buonasera a Piazza Giorgione, una serata bellissima che chiude una 3 giorni importantissima in questa nostra estate castellana, perché l'ha davvero aperta ufficialmente, e festeggiare i 20 anni di questa straordinaria radio pioniera come Radio Birichina, una radio che è cresciuta e che ha creato davvero insieme a tanto amore per la musica e per la bella musica, come abbiamo visto in queste serate, ha creato però davvero anche tanta amicizia, tante relazioni umane, tanto tessuto proprio umano di questo territorio, e si è visto anche in queste 3 sere che ho seguito. È bellissima la relazione che si crea con gli artisti che salgono sul palco, perché diventano davvero amici dello staff, amici di Roberto Zanella, ma anche amici di tutti i tantissimi ascoltatori. Quindi è davvero un grazie sincero, un grazie di cuore che diciamo a questa radio e al Festival Show, che da 10 anni è sulle piazze di questo nostro Veneto a portare davvero l'amore per la bella musica. Grazie davvero di essere a Castelfranco, la città di Giorgione. Allora, questo Festival Show apre l'estate castellana. Il prossimo appuntamento importante, dopo un'estate fatta di concerti, di musica, di opera, di cinema e di teatro, il grande appuntamento sarà a dicembre, il 12 dicembre, una grande mostra dedicata a Giorgione nel 5° centenario di questo nostro straordinario artista. Una grande mostra nella casa di Giorgione, dove c'è adesso uno straordinario, suggestivo, magico museo che invito tutti a visitare. E allora un arrivederci davvero e un grazie sincero a Radio Birichina, perché sarà nostra partner anche nel pubblicizzare e nell'informare su questi appuntamenti straordinari della nostra città. Grazie a loro e grazie davvero a tutti.